Siamo oggi nella località calavrina Bitti insieme del nostro amico Gianni, che fra un po' ci dirà chi è, che prodotti produce e come ha trasformato la sua azienda. Dici per Sardosono come hai trasformato la tua azienda e da dove vieni soprattutto. Allora, innanzitutto ti do il benvenuto alla nostra azienda. La storia della nostra azienda è iniziata da mio padre. Mio padre era in questo terreno, ha iniziato come in mezzadria, fare la mezzadria, e poi pian piano ha acquistato il terreno. Dopo che ha acquistato il terreno, allora l'azienda un pezzettino oggi, un pezzettino domani ha allargato questa piccola azienda che aveva, insomma, ad avere un buon margine di territorio. Cosa è stato quello che ha fatto scattare la scintilla, diciamo, a noi? Che nel 99 alla fine, sai, un ragazzo di 24 anni un po' vede un po' il mondo un po' in una certa maniera. Gianni, scusa se ti interrompo, ma tu vieni da una famiglia che a Bitti è molto conosciuta. Sì, mio padre era la voce dei tenori di Bitti. Mio padre era conosciuto come essere la voce dei tenori di Raimundo. Quindi una persona molto conosciuta perché era il punto di riferimento di tutti coloro che in qualche modo passavano per Bitti. No? Era anche il pastore che poi è andato in giro per il mondo a far sentire il canto a tenores come tradizione, appunto, che arriva dal canto del pastore con gli animali. Quindi diciamo che sono cresciuto anche in un certo tipo di ambiente anche culturale che ti ha arricchito, quindi sempre per il discorso del fatto che poi della realizzazione dell'azienda abbiamo voluto proprio mantenere nel territorio, rimanere nel territorio, perché a un certo punto della tua vita un ragazzo di 24 anni deve decidere cosa fare, anche se ha già un lavoro. Ci sono delle opportunità che magari o le vuole sviluppare, se non si ha la possibilità decide allora di seguire altre strade. Quindi è stato quello, infatti, il fatto di parlare con mio padre e di chiedere, che avevamo un'idea, diciamo, non di uscire, mantenere l'ovile, perché per noi l'ovile è sacro. L'ovile in Sardegna è sinonimo di ospitalità, di cultura, di tradizioni, di saperi, quindi l'ovile era tutto. Solo che questo ovile bisognava, tra virgolette, un po' trasformarlo per renderlo, diciamo, un'azienda che, come ti impongono adesso Comunità Europea, quindi diciamo migliorare questo ovile. Lì infatti è avvenuta un po' la trasformazione, nel senso che abbiamo cercato, parlato, insomma, con mio padre, con mio fratello che seguiamo insieme l'azienda, di trasformare questa azienda, e mio padre giustamente diceva: io ho una certa età, magari non sto lì vi aiuterò dove posso, però ve la gestite voi. Quindi da parte di un padre dirti anche queste parole è anche importante, vivendo sempre in un ambiente anche come la Sardegna, che le persone un po' anziane tendono sempre a mantenere il loro rango all'interno anche di un ovile, quindi lui è stato un po' di larghe vedute, magari anche proprio il fatto perché girava il mondo e ne ha visto... Ha conosciuto altra gente, chiaro. I tuoi prodotti oggi sono sostanzialmente formaggi di vario tipo, ricotte, eccetera. E poi ci dirai quali. Però in effetti a fianco a questi prodotti hai affiancato un altro tipo di attività che è molto più come dire, disposta verso la diffusione della cultura della campagna, certo, la cultura della vita in campagna. Noi alla fine l'azienda è dotata anche di un agriturismo, oltre ad un mini caseificio. Quello che abbiamo voluto proprio creare era il fatto che
la campagna non è solo animale, non è solo la pecora, non è solo vedere il maialino, la campagna ci sono altri modi di vederla, di viverla, attraverso i prodotti che noi facciamo, con i latticini addirittura ad ogni prodotto che abbiamo fatto, su certi prodotti abbiamo fatto anche, gli abbiamo dato anche un nome in sardo, proprio per rimarcare anche questa appartenenza, un nome in sardo che delle persone che magari non vivono in Sardegna, quindi diciamo non riescono ancora a capacitarsi di parlare la nostra lingua, però che pronunciano bene il nome almeno del formaggio. Faccio un piccolo esempio, un nostro formaggio, uno si chiama Annile, Annile è una parola, diciamo, che uno la pronuncia, è abbastanza anche facile da pronunciare, non sono quei nomi tipici sardi un po' gutturali. Esatto, difficile anche da pronunciare. E Annile stava al Giaciglio, che c'erano degli agnelli, che si faceva prima con la siepe, e quindi era il modo per rappresentare anche un po' di Sardegna anche nel lessico, che facciamo con l'attività didattica, che era sempre un altro ramo di cui noi ci occupiamo. L'attività didattica, andiamo nelle scuole, con le scuole abbiamo fatto dei progetti, dall'orto bio, adesso abbiamo fatto anche i campi estivi, mentre i campi estivi si svolgevano, diciamo, al mare, noi non dico controtendenza, però li abbiamo portati i ragazzi in campagna. Sono stati ragazzi dai 9 ai 10-11 anni hanno fatto l'esperienza qua in azienda, senza telefonini, senza televisione, quindi diciamo che c'era il fatto che si lavorava la campagna, e i prodotti che la campagna ti offriva allora si mettevano a tavola, quindi si iniziava con la raccolta dei pomodori la mattina presto e poi si facevano la pasta, e quindi poi facendo la pasta e il sugo, diciamo quindi che si partecipava totalmente alle azioni dell'area. E parlaci un po' dei tuoi formaggi adesso. Noi abbiamo una serie di formaggi, di tipi di formaggi. Non ci siamo voluti soffermare a un solo formaggio, ma a una serie di formaggi. Sono formaggi ovini? Sono formaggi ovini, sì, solo ed esclusivamente ovini, perché il nostro allevamento è un allevamento di pecore. I nostri formaggi, su certi tipi di formaggi siamo andati a cercare proprio il modo di essere fatti, cioè, anche se abbiamo una struttura, una polivalente, che è una semi-industriale, sì, lo facciamo ancora in modo tradizionale. Quindi con riscaldamento del latte non molto alto? Non molto alto, si fa sempre il semicotto, perché la zona a cui apparteniamo noi, cioè Bitti, fa come prodotto il semicotto, diversamente da come può essere in altri posti dove fanno al latte crudo, come può essere il Fiore Sardo. Però per esempio a Bitti non si riusciva a fare, forse perché la gente non si metteva a fare, anche se Bitti diciamo che ha un campo è una delle regioni, è una dei paesi che ha più densità di animali pro capite e di ovini in tutta la È una cultura molto diffusa, molto dell'allevamento ovino. Bitti, facciamo il conto che ci sono 70.000 capi ovini, si parla intorno ai 70.000. Stavo dicendo, quindi sono andato a tipo Zischidale, Frue o Casageddu come la chiamano in altri posti. A Bitti non era presente, su paesi limitrofi che c'erano intorno a Bitti, questa cultura c'era. Allora sono andato ad informarmi anche io da dei parenti come si faceva, e abbiamo riproposto questo prodotto che, ripeto, nel mio paese era conosciuto ma non presente. Ecco, chiaro. Bene. Quindi l'evoluzione nei prossimi anni sarà sempre di più verso la diffusione della cultura pastorale e della ospitalità. Sì, beh, certo, la cultura noi pastorale è quella trainante, diciamo, che ci fa andare avanti proprio per quel motivo, nel senso che noi siamo nati in un mondo agropastorale. Il mondo agropastorale è ricco di culture, è ricco di
di episodi, diciamo, di attività, di serenità più che altro, perché vivere in campagna secondo me rende le persone più tranquille, più serene. Quindi questa campagna bisogna anche trasportarla fuori, farla conoscere alle persone, anche perché se andiamo a fare un puntino di polemica, magari la campagna e soprattutto noi sardi siamo un po' considerati ancora un po' dietro, un po', come dire, c'è molte persone che credono ancora che andiamo a cavallo, cioè sopra gli asini, quindi poi vengono qua, trovano certe realtà, un po' si ricredono, quindi bisogna dare trasmettere questa cosa alle persone che arrivano. Bene, quindi grazie Gianni. Grazie. Qui siamo di nuovo, per ricordarlo, a località Calavrina vicino Bitti, che è anche un agriturismo, per cui chi avrà la possibilità di guardarci su YouTube si ricordi di questa zona, di questo nominativo e anche del fatto che Calavrina ha un sito internet che è www.calavrina.it.